Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Reggio Calabria impegnati stamattina nell'operazione Riconquista nella piana di Gioia Tauro con l'esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare. 7 le persone arrestate finora, 5 ricercate, accusate di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio, ricettazione, estorsione, favoreggiamento personale, porto e detenzione di armi e spaccio di cocaina. Le indagini sono partite dalle tensioni sorte tra il clan Bellocco e la comunità rom di Rosarno per contrastanti interessi criminali, culminate nel duplice omicidio di 2 giovanissimi rom del 15 luglio 2009. Si è festeggiato nel fine settimana appena scorso il 196esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Per i militari rimane prioritaria e assolutamente costante l'attenzione ai gravi condizionamenti esercitati dall''ndrangheta sul territorio calabrese e non solo. Lo ha detto nel corso della cerimonia il generale Marcello Mazzuca, comandante della Legione Calabria. Alle manifestazioni svoltesi nelle 5 province hanno partecipato i vertici politici e religiosi, enti locali e associazioni calabresi. Dal 2004 al 2010 la Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha depositato 67 citazioni in materia sanitaria, con 2 inviti a deporre in corso. I danni richiesti poi ammontano a 95 milioni di euro, a cui dovranno aggiungersi circa 100 milioni di euro dei finanziamenti della Fondazione Tommaso Campanella. Questi dati forniti dalla Commissione d'inchiesta della Camera, che illustrano la situazione ben poco incoraggiante del reparto sanità in Calabria. La Commissione presto sentirà anche il governatore Scopelliti. Sono 1428 gli edifici scolastici a rischio sicurezza in Calabria, il maggior numero della graduatoria nazionale stilata in base al monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, i cui risultati sono pubblicati sul Sole 24 Ore. Il Ministero, per far fronte alla situazione di degrado degli edifici, ha predisposto un piano di 358 milioni di euro. Tuttavia la Calabria, pur essendo la regione con il maggior numero di scuole a rischio o che presentano particolari criticità, ha ricevuto allo Stato poco meno di 13 milioni di euro per 28 interventi. Si terrà questo pomeriggio presso l'auditorium dell'Istituto Pertini di Crotone un consiglio provinciale straordinario aperto e permanente con oggetto l'abolizione delle mini province, in base ad un emendamento che sarà votato domani in Commissione Affari Istituzionali e che nella prossima settimana approderà in aula. Alla riunione del consiglio provinciale parteciperanno non solo i comuni del Crotonese ma anche quelli limitrofi della provincia di Cosenza, che potrebbero aggregarsi per far superare a Crotone la soglia fatidica dei 200.000 abitanti. Premiati ieri sera nel Teatro Morelli di Cosenza gli stilisti emergenti di Moda Movie 2010. La Kermesse, giunta alla sua 14ª edizione, che quest'anno aveva come tema il connubio tra moda e cibo, nasce con l'intento di promuovere i giovani talenti del mondo della moda e dar loro la possibilità di confronto, crescita professionale e visibilità. Quest'anno il vincitore è Sante Bozzo, con i suoi abiti intrisi di profumo di cacao. Fashion designer ospite della serata Romeo Gigli e madrina dell'evento Deborah Caprioglio. L'Auditorium Antonio Guarasci del Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza è stato inaugurato tra gli applausi degli studenti alla presenza delle massime autorità civili e militari accolte dal coro della scuola, diretto da Maria Carmela Ranieri. Hanno partecipato tra gli altri l'arcivescovo di Cosenza Bisignano Salvatore Nunnari, la dirigente scolastica Rosa Barbieri e il sindaco. Nel suo intervento il presidente della provincia Oliverio ha confermato il vigoroso e costante impegno nella promozione del territorio, con l'obiettivo di recuperare gli edifici del centro storico. Si è svolta a Galatro, nel Regino, la manifestazione sportiva Marcia Longa 5 Ponti, organizzata dal Comune in collaborazione con l'associazione ADOS e la FIDOL. Tanti gli atleti che hanno partecipato correndo per le caratteristiche vie e ponti della cittadina, raggiungendo anche le terme. La manifestazione, che rientra nel calendario nazionale, è giunta alla 3ª edizione ed è ormai una data fissa per il paese, che ha tra gli scopi l'aggregazione sociale e la promozione turistica.